Pesce fresco, pesce vivo! 1955 Dino Risi gira Pane, amore e, in cui una splendida Sofia Loren prova a sedurre Vittorio De Sica affinché gli lasci l'appartamento. Ma alle spalle di Sofia c'è una scritta particolare di cui Dino Risi fu affascinato: ostricaro fisico. Vi siete mai chiesti perché i grandi venditori di ostriche di Mergellina di Santa Lucia si fregiavano di questo titolo quasi nobiliare? Ve lo spiego io. Vedere in ma freschezza, roba più fresca che non ci sta, Tutto accade nella seconda metà del Settecento. Ferdinando Borbone era golosissimo di ostriche e la corporazione degli stricari di Mergellina e Santa Lucia era una corporazione fedelissima alla casata Borbone. E allora si racconta che un pescatore porti al nostro Ferdinando Borbone una cassetta d'ostriche e Ferdinando dice: guagliù, quante t'aggiarà? No, maestà, non mi dovete dare niente, non mi dovete dare niente. Però posso chiedere una cosa? Io desidererei tanto, maestà, un titolo nobiliare. Un titolo nobiliare. E tu come faccio a ti dare sto titolo? Ma lui era un buon tempone, allora gli viene un'idea. Datemi una spada, voglio inginocchiati. E allora dice: io ti nomino ostricaro fisico. Dovete sapere che a metà del Settecento il dottore fisico era il medico laureato, quindi nel dire ostricaro fisico come se io ti stessi laureando in ostricologia, dottore in ostricologia. Un'idea geniale. Ovviamente è uno scherzo, ma il nostro ostricaro prese la cosa invece molto sul serio. Tornato alla corporazione estese questo titolo nobiliare a tutta la corporazione e tutti i venditori, tutti gli stricari di Santa Lucia e Mergellina si fregiarono di questo titolo, ostricaro fisico. Quella degli ostricai infatti era un'arte che si trasferiva di padre in figlio, bisognava prendere le ostriche una a una, selezionarle, saperle lavorare. Ovviamente da quel momento in avanti ebbero un titolo nobiliare, ma un titolo nobiliare che però valeva solamente a Napoli.